a noi Chiesa, la nostra trasmissione dedicata alla vita della diocesi di Chiavari. Questa settimana vi proponiamo una puntata monotematica, incentrata sul cammino della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle parrocchie dell'ambito di Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. Un cammino ricco di appuntamenti ed incontri. Iniziamo proponendovi i servizi relativi a due appuntamenti, se vogliamo anche un po' irrituali, che hanno caratterizzato questa visita pastorale, ovvero due incontri pubblici che sono stati aperti a tutta la popolazione. Il primo, che è stato ospitato nei locali del Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure, è stato un dibattito sul tema del rapporto con la fede oggi, un dibattito aperto a tutta la popolazione che è stato introdotto da due video esplicativi relativi alla vita delle parrocchie con interviste raccolte per strada fra la gente proprio presa nelle attività quotidiane della giornata. Il secondo appuntamento invece, che è stato ospitato nei locali di Villa Durazzo, sempre a Santa Margherita Ligure, è stato dedicato al tema del turismo sostenibile a 5 mesi dalla mareggiata che, come sapete, ha danneggiato profondamente, ferito questa fetta di Tigullio. Si è parlato dunque di quale turismo è possibile sostenere a fronte di cambiamenti climatici ormai non più negabili e a fronte di un territorio che manifesta sempre più concretamente la sua fragilità. Allora, su tutto questo vediamo i nostri servizi. Santa Margherita Ligure negli ultimi 10 anni ha perso 100 abitanti all'anno, Portofino 10. È il dato proposto da Francesco Gastaldi, professore di urbanistica a Venezia, nel corso della serata di confronto organizzata dalle parrocchie nell'ambito della visita pastorale di Monsignor Tanasini. Una crisi demografica forse anche poco dibattuta e poco approfondita dal punto di vista anche poi delle politiche, degli interventi che potrebbero sostenere o mettere in atto dei processi di rilancio. Paesi che si spopolano e diversi fronti aperti, il lavoro che si stagionalizza e le abitazioni che mancano perché inserite in un circuito di affitti che lascia poco spazio alla residenzialità. In questo territorio vivono le 7 parrocchie dell'ambito pastorale, la cui vita è stata descritta nel corso della serata e di qui è scaturito il dibattito. Il fatto di essere pochi aiuta a stringere legami. Mi sembra che questo sia un aspetto che ci aiuta a capire che appunto la fede può entrare in rapporto e può giudicare, può aiutare qualunque circostanza. Il compito di ognuno è proprio scoprire che questo è possibile. Un tema senz'altro da affrontare è però la solitudine. Tante persone, anche fermate semplicemente per strada, nelle interviste realizzate per preparare la serata, hanno però detto di credere in Dio. Ognuno porta in sé un senso di Dio e un qualche legame con Dio, ecco. E io come prete mi sentivo richiamato, forse in generale come parrocchie siamo forse chiamati in fondo a essere un po' a servizio di questo, no? Nelle comunità c'è sempre il desiderio di vivere la vita buona del Vangelo. Mi sembra che nella città ci sia un po' questo clima che io ho vissuto in quegli anni là di rinnovamento, che ci sia di nuovo questa passione in tanta gente di voglia proprio di crescere nella fede. Da parte di Monsignor Tanasini una osservazione a fine serata: c'è un senso diffuso di Dio, ha detto il pastore della diocesi, che però talvolta è evanescente. Dio però ha un volto preciso, si è incarnato, non crea distanze ma avvicina. Io vorrei davvero che fossimo in grado di dare questo annuncio, che non è un'intenzione di proselitismo. Papa Francesco ci dice di diffondere la gioia del Vangelo, ma siamo capaci di diffondere la gioia del Vangelo. Anche le nostre comunità hanno questa impronta di una gioia da diffondere, perché è vissuta. Un
territorio bellissimo e fragile che sta ripartendo, ma non si è lasciato tutto semplicemente alle spalle. Dalla mareggiata di fine ottobre è scaturita una consapevolezza nuova. È quanto emerso nel corso della visita pastorale di Monsignor Tanasini, che ieri mattina ha toccato San Michele di Pagana. La mattinata è iniziata con un percorso nella piazzetta in riva al mare con la visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata. La passeggiata, oggetto di lavori che si concluderanno prima di Pasqua, e le attività commerciali ormai tutte aperte. I titolari sono fiduciosi su una piena ripresa già per i ponti primaverili. Nel suo percorso Monsignor Tanasini è stato accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico, dall'amministratore parrocchiale di San Michele, Don Paolo Zanandreis, e da alcuni laici della parrocchia. Nel pomeriggio il convegno a Villa Durazzo sul tema del turismo sostenibile a 5 mesi dalla mareggiata e a fronte di mutamenti climatici, un appuntamento organizzato in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro. Nel dibattito è emersa la necessità di una stretta collaborazione fra enti pubblici, privati e operatori del settore, parti sociali, nell'ottica di riscoprire la bellezza del territorio per poter generare processi utili ad una crescita occupazionale urgente e necessaria. Un punto questo ripreso da Monsignor Tanasini nelle conclusioni. Qualcuno mi ha fatto osservare che troppe volte ci vogliono i disastri per creare solidarietà. Ci vogliono i grandi eventi distruttivi per attirare l'impegno comune, che normalmente tendiamo ad essere individualisti, sia come persone, sia come comunità. Troppo spesso una estranea all'altra. La Chiesa chiavarese, ha aggiunto il Vescovo, ha in questo tempo un indirizzo preciso, quello di promuovere incontro, comunione, sostegno reciproco e solidarietà fra le comunità. Bene, mi auguro che questo impegno sia anche di profitto per la comunità civile, per la comunità degli uomini, che si riesca finalmente a pensare un Tigullio che fa sistema, un Tigullio che è capace di unire le forze, di distribuire le possibilità di intervento in un'armonia che certamente, a mio avviso, è condizione perché questo Tigullio così bello non inaridisca. Puntare sui gioielli naturalistici e culturali e sui servizi per far crescere il Tigullio con la consapevolezza nuova scaturita dalla mareggiata di fine ottobre. Nel convegno sul turismo sostenibile organizzato a Santa Margherita, il racconto della drammatica notte del 29 ottobre da parte del comandante della Capitaneria di Porto Antonello Piras. Il delegato al turismo di Confindustria Tigullio, Andrea Fustinoni, ha descritto come sta cambiando il turismo fra nuovi potenziali clienti e social media. Parlavamo fino all'altro ieri dei millennials. Adesso si parla invece della generazione Z, che è la generazione che va tra i 9 e i 16 anni e che è una generazione che si sta allontanando dai social, sta prendendo più coscienza anche di quella che è la fragilità del pianeta. Se mantiene queste sue caratteristiche che sono già oggetto di studio, sarà una generazione che chiederà comunque non soltanto determinate messe in sicurezza su quello che è l'ambiente, ma soprattutto tenderà a scegliere di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura. La bellezza del territorio è tale che talvolta non la si vede nemmeno più, dunque occorre consapevolezza e amore. Quanto noi amiamo, quanto noi siamo consapevoli del suolo in cui mettiamo i piedi, dei quadri e delle sculture e degli affreschi, di questi luoghi bellissimi in cui siamo chiamati a vivere. È un dono comunque, no? Provvidenziale, siamo nati qui, siamo qui, ci troviamo come anelli di una catena a cercare, ognuno per la sua vocazione, ognuno per il suo carisma, ognuno per il suo essere, a tenere assieme questo territorio che è fragilissimo. Creare occupazione a partire dalla bellezza, trovando strade di collaborazione fra pubblico e privato e incentivando forme di residenzialità che sottraggano quote di mercato immobiliare agli affitti turistici per restituirli ai residenti e puntando così sulle nuove forme di lavoro oggi possibili. E questo potrebbe essere una soluzione anche per il futuro, cioè quello di ripopolare i nostri comuni con persone che scelgono i nostri comuni per la qualità della vita che abbiamo.
Ovviamente per avere questo dobbiamo avere per esempio una mobilità, quindi dei servizi, i tempi di percorrenza di un treno tra Milano e Genova e ancor peggio tra Genova e Santa Margherita e Rapallo sono gli stessi, se non peggio, di 30-40 anni fa. Come abbiamo sentito, nell'ambito della visita pastorale c'è stato anche spazio per la visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata ed in particolare Monsignor Tanasini si è recato fra i commercianti e gli abitanti di San Michele di Pagana che, come sapete, ha avuto pesanti danni proprio a seguito della mareggiata. Lo ha fatto di domenica mattina, poco prima di celebrare la messa nella comunità di San Michele, Santa Messa che è stata trasmessa in diretta su Telepace. È stata l'occasione per conoscere più da vicino questa comunità impegnata in un cammino di crescita. Vediamo. Se uno in Cristo è una creatura nuova, ha tratto spunto dalla liturgia Monsignor Tanasini per descrivere l'esperienza di ripresa che ha visto domenica mattina incontrando i commercianti della piazzetta di San Michele a 5 mesi dalla mareggiata, e lo ha fatto indicando il senso di rinascita che ha visto in loro come metafora per approfondire il senso delle parole di San Paolo. La fonte di questo rinnovamento è la riconciliazione con Dio che attraverso Cristo è venuta. Monsignor Tanasini ha presieduto la messa nel contesto della visita pastorale alle comunità di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino. È stata l'occasione per visitare questa parrocchia che sta crescendo negli ultimi anni. Abbiamo avuto parecchi problemi, come Sua Eccellenza ha visto, però San Michele è un paese di gente che si tira sulle maniche. Siete attivi? Sì, diciamo di sì. Siamo attivi grazie all'amministrazione, grazie al nostro parroco, perché amministratore parrocchiale ma non mi piace, è più bello parroco, e ci ha dato una mano a formare tante cose, a riformare una famiglia, un gruppo di lavoro, un coro, tanti amici di tutte le età, arrivano da tutte le parti, però chi vuol venire è ben accetto. Il coro è sempre più numeroso, è un mosaico di volti e di esperienze diversificate. È stata una cosa sempre in crescendo, come vede qui sono poche persone in confronto a altre se ne sono andate via. Noi invitiamo altri a venire al coro di San Michele perché sta diventando sempre più un coro di amici che si ritrovano a provare, con aggiunte di grande rilievo come il tenore Massimo, con il nostro amico Gian che viene da Portofino apposta. Tutti quanti facciamo qualche sacrificio, ma è sempre molto bello e sta crescendo. È il modo anche di ritrovarsi, stare insieme e passarsi un po' di tempo. Certo, loro sono le responsabili della Chiesa, quelle che tengono sempre aperto, e quindi è anche un momento per venire incontro, per trovarle, per farle stare con noi. Hanno imparato a cantare negli ultimi tempi, insomma è stato molto bello. Lei si intende di musica antica, sono stati tutti apporti, tanti, un po' un mosaico. Salutiamo l'organista, poi andiamo a conoscere anche questi volti qua da Portofino. Sì, da Portofino, e io praticamente mi limito a suonare perché il lavoro lo fanno tutto loro, la Sara e la Mari. Io mi limito ad accompagnarle, provano anche il martedì durante la settimana. L'unica cosa che faccio un po', siccome ci sono stati dei problemi con la strada, come ben sapete, e allora faccio il tratto quasi tutto a piedi, via. Beh, tanto prepara le note. Bravo, arrivo qua che ho già tutto pronto, devo soltanto suonare allora. Però sono brave. Bravissime, bravissime, sì. Poi si aggiungono delle persone nuove man mano, speriamo di proseguire così, dai, speriamo bene. Ecco, diceva la direttrice che non solo nel coro ma anche insomma in parrocchia. Don Paolo ha proposto a noi parrocchiani di fare determinate cose, noi abbiamo accettato volentieri, quindi dal tenere aperto le chiese quando c'è la possibilità per noi di farlo, ad aggregarci al coro con l'aiuto di Mari e di Sara. Speriamo crescendo. Bene, allora, qua abbiamo tenore Massimo, ho capito bene? Sì. Viene da distante o è nato qua? Io guarda, sono nativo di Rapallo e sono cresciuto proprio a San Michele anche come amicizia, come lavoro, quindi per me venire a cantare qua non è solo, è un grande piacere, un onore, quindi ho aiutato con gran piacere la parrocchia a formare il coro e Don Paolo specialmente perché è stato un buon pastore, ci ha guidato bene, quindi ecco, le cose, i risultati piano piano si cominciano a vedere.
Questo è un motivo di grande soddisfazione per me. Penso che sia molto bello mettere in campo i propri doni che uno ha ricevuto, no? E gli studi nella propria parrocchia. Assolutamente, i doni già ce lo insegna il Vangelo, bisogna usarli, i talenti vanno usati, io quel poco che ho lo metto a disposizione, vorrei averne di più per darne ancora di più, certo, però cerchiamo di dare il massimo che si può, perché la parrocchia Don Paolo e il Vescovo lo meritano ampiamente, ogni sforzo va fatto per cercare di far vivere questa comunità che è numerosa e ha voglia di trovarsi qui. Lei invece mi rappresenta un po' qualche anno in più di storia di San Michele. Sicuramente un po' di anni di storia e di passaggio fra le varie amministrazioni e fra i vari parroci. Comunque è importante oggi far notare la nuova veste della piazza, che è una delle iniziative ultime della parrocchia, desiderata da tanti anni e realizzata finalmente ora. È il primo passo di altre realizzazioni che vedremo nei prossimi mesi, dal giardino, che sarà poi un punto di raduno della comunità e fa parte del programma del nostro Don Paolo per aiutare la comunità a stare unita e ad avere un senso appunto di una comunità che sa aiutarsi e sa comunicare anche. Abbiamo fatto, poi successivamente ci saranno dei lavori importanti di restauro e ristrutturazione di parti che si stanno ammalorando dell'edificio e importante anche restauri che continueranno all'interno sulle opere d'arte. Lo scorso anno sono state restaurate 3 statue del Maragliano, di cui 2 hanno fatto bella mostra di sé a Palazzo Reale. Una pala d'altare è stata restaurata al Bernardo Castello, ora ce n'è un'altra in restauro, l'Adorazione dei Pastori, e altre 2 pale d'altare lo andranno dopo Pasqua. Per cui il restauro delle opere d'arte importanti all'interno della chiesa a questo punto è completato. Insomma, siete attivi. Siamo attivi per quello che possiamo fare e per quello. Ecco, invece lei mi diceva prima che sono tanti anni che è qua, ci tiene alla parrocchia, credo che sia anche molto bello, l'abbiamo visto con i nipotini, vuol dire che insomma le generazioni vanno avanti. Avete visti fare i chierichetti oggi i miei nipotini, sì. Purtroppo non sono qui residenti, ma sono molto affezionati alla parrocchia e appena possibile sono qui ad aiutare Don Paolo. Credo che ancora oggi il sentire la parrocchia è qualcosa di famiglia allargata. È veramente una famiglia allargata, è quello che stiamo cercando e stiamo collaborando col parroco di fare in modo che appunto la si senta come famiglia allargata. È bello ritrovarci alla domenica. È bello ritrovarci alla domenica, fra l'altro non solo alla domenica, ma si cerca anche di ritrovarci nel corso della settimana, tenere aperta la chiesa piuttosto che aiutare per i lavori che man mano si manifestano. Anna e Andrea. 10 e 8 anni. Cosa fate? Stamattina avete fatto i chierichetti? Sì. E com'è andata? Bene. Col vescovo l'avevi già fatto il chierichetto? Sì, una volta. È un po' più difficile o no? No, va bene. No. Devi stare un po' più attento. Un po' più attento, siete state? Sì. Sì, bisogna stare più attenti del solito. E cosa fate? Che scuola fate? Primaria tutte e 2. La quinta elementare. Io la quinta e io la terza. Oh, che materie vi piacciono? Storia, geografia, matematica, italiano e arte, tutte più o meno. Tutte. E tu? Ginnastica e arte. Ecco, bravo. Un po' di ginnastica. E in parrocchia ci venite da Don Paolo? Sì. Cosa fate? Ci veniamo spesso quando il nonno deve parlare con Don Paolo e per fare i chierichetti. Vi porta anche voi? Sì. Bene, allora buona giornata, buona scuola. Grazie.
Vabbè, San Michele anche nel futuro, proiettato nel futuro. Sì, è proiettato nel futuro sicuramente San Michele con questi due piccoli. Sono stati davvero tanti e molto ricchi gli appuntamenti che il Vescovo ha vissuto in queste settimane a Santa Margherita Ligure, San Michele di Pagana e Portofino. Tanti gli incontri con i gruppi e le realtà che animano la vita delle parrocchie. Vi proponiamo alcuni servizi, uno relativo all'incontro con i ragazzi e i catechisti, incontro che è stato ospitato nella stupenda cornice di Castello Brown a Portofino. Poi vi proporremo un servizio relativo all'incontro inserito nell'ambito del cammino diocesano di formazione liturgica, un incontro che si è svolto a Santa Margherita Ligure ma che ha avuto carattere vicariale. Hanno partecipato le persone impegnate nel canto corale, le persone impegnate nella lettura durante la liturgia, gli addetti al culto e i ministri della comunione. Infine vi mostreremo anche un servizio relativo all'incontro fra il Vescovo Alberto Tanasini e le opere di carità impegnate nella vita parrocchiale. Incontro affollatissimo che si è svolto a San Lorenzo della Costa. Vediamo. Alzi la mano chi ha mai giocato a Lancia Rossa a Portofino. Lo hanno fatto i ragazzi del gruppo del Dopocresima, giovani e giovanissimi delle comunità dell'ambito di San Michele, Santa Margherita Ligure e Portofino in occasione del pomeriggio trascorso assieme per la visita pastorale di Monsignor Tanasini. Si sono ritrovati per il viaggio in battello da Santa a Portofino, complice una giornata primaverile bellissima e tersa. Hanno giocato in paese mentre i catechisti dell'ambito pastorale incontravano il vescovo ed il responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Mi sembra che ormai il futuro della nostra diocesi è quello di lavorare insieme. Forse ci sono città e zone in cui riesce più facile, forse questa di Santa Margherita è anche un caso proprio di cammino in comunione con i catechisti. Anche oggi nell'incontro abbiamo visto anche le difficoltà concrete, forse anche nell'immediato alcune insuperabili, però sicuramente il lavoro insieme delle comunità ci arricchisce e ci sostiene maggiormente. I catechisti mi sembra che ci fossero quasi tutti e questo vuol dire che si ha voglia anche di incontrare il vescovo e di pensare che il fare catechismo non è solo una cosa mia, una cosa della mia parrocchia, ma un respiro di chiesa, un respiro proprio cattolico che vuol dire universale. Forse non solo una problematica ma un impegno è quello di migliorare, continuare, approfondire, arricchire quello che la diocesi ha come progetto catechistico, che non è un progetto, un programma scolastico chiuso, ma un costruire insieme un percorso comune. E forse la difficoltà è quello proprio al giorno d'oggi di usare modi, linguaggi che nella società di oggi, nella vita di oggi annuncino la bellezza dell'incontrare Gesù. Forse respiriamo a volte un clima che non aiuta nell'immediato a testimoniare, evangelizzare la nostra fede Gesù, però nella fatica forse la problematica è sempre un po' il tenere l'equilibrio tra un cammino vero e serio e un cammino però comunque sempre accogliente. Al termine dell'incontro con i catechisti, la merenda offerta dalla parrocchia di Portofino e poi l'incontro con i giovani che hanno raccontato il cammino intrapreso quest'anno. Abbiamo portato delle domande al Vescovo che abbiamo preparato durante i nostri incontri, ci vediamo ogni sabato e siamo un bel gruppo, anche se non vengono sempre tutti, ma siamo sempre un numero discreto e ci siamo incontrati al campo dei giovanissimi e giovani che abbiamo fatto per la prima volta quest'anno insieme su Amen in Val d'Aosta. È stata un'esperienza molto positiva e siamo riusciti a coinvolgere un sacco di ragazzi. Noi stiamo facendo un percorso appunto che scaturisce dalla vacanza che abbiamo fatto quest'estate a Maen col gruppo Giovanissimi. Io personalmente seguo i Giovanissimi insieme ad altre persone. Abbiamo iniziato un percorso che ci paragona un po' a Giona,
Poi durante il cammino che facciamo, ci vediamo tutti i sabati, vengono fuori alcuni argomenti, domande e esperienze personali. Com'è stata la risposta dei ragazzi a questa giornata? Diciamo che a parte quelli che purtroppo hanno degli impegni sportivi e non hanno potuto partecipare, sono venuti numerosi, contenti, hanno giocato con gioia, siamo stati in piazzetta, abbiamo fatto un po' di baccano, se si può dire, però dico che sono molto contenti, anche del vescovo sono rimasti colpiti. Che aspettative avevano in questa giornata i ragazzi? Ma sicuramente incontrare una persona che li potesse affascinare. Stare insieme per loro è sempre un momento di gioia, un momento di festa, è anche un po' una cosa diversa perché non sempre i ragazzi di quest'età si incontrano a giocare a lancia rossa o a fare semplicemente due chiacchiere insieme al vescovo, quindi secondo me erano molto curiosi e sono stati accontentati. Al vescovo abbiamo portato intanto proprio fisicamente i ragazzi e abbiamo portato un po' la nostra esperienza annuale e dei nostri incontri che facciamo ogni venerdì, almeno tutti i venerdì in cui riusciamo a vederci, e quest'anno in particolare trattiamo il tema dell'appartenenza, appartenenza alla nostra famiglia, appartenenza al gruppo di amici, ai vari ambiti della vita di ognuno e soprattutto anche appartenenza alla nostra comunità. Quindi una domanda che abbiamo fatto al vescovo, che è molto presente nella nostra vita ultimamente, facciamo un po' fatica a conciliare i vari impegni di tutti i ragazzi, quindi la scuola, il lavoro dei più grandi, lo sport, la famiglia, gli amici e quindi gli abbiamo appunto chiesto come poter, diciamo, nell'insieme nella frenesia, ecco, di tutti i giorni, trovare un momento anche per noi, per la nostra comunità. Con i catechisti il Vescovo ha avuto proprio l'intenzione di comunicare alcuni suoi pensieri, in particolare valorizzando molto il percorso catechistico che da alcuni anni la nostra diocesi sta seguendo e poi certo ascoltando anche un po' le riflessioni e le fatiche anche che riscontriamo, ecco, nel fare il catechismo, nel accogliere i ragazzi a volte in situazioni anche dove le famiglie non li educano alla vita cristiana e dove a volte il rischio è quello semplicemente di puntare a prendere dei sacramenti invece che introdurre in un'esperienza viva di fede. Poi c'è stato un incontro con i ragazzi, i quali hanno avuto e hanno chiesto che la Chiesa sia più presente, sia più a un loro livello. Beh, il Vescovo ha un po' rimandato al documento che uscirà prossimamente, firmato da Papa Francesco, che raccoglie un po' il lavoro del Sinodo sui giovani. Credo che dentro un po' a quelle parole che leggeremo appena il documento sarà disponibile ci saranno un po', spero, le indicazioni, no? Perché la Chiesa sia davvero più capace di un linguaggio che sa arrivare ai giovani, sappia aiutare anche i giovani stessi a, come ha detto il Vescovo oggi con loro, a assumersi la responsabilità, anche la scelta, dentro una scala di valori, no? Dove a volte alcune scelte possono anche costare, ma dove quello che conta è appunto chiedersi che cosa è prezioso per la mia vita, ecco, che cosa vale la pena di fare anche a costo di lasciare altre cose. Per dare nuova consapevolezza e slancio all'animazione liturgica, prosegue il cammino diocesano di formazione. All'incontro organizzato a Santa Margherita Ligure hanno preso parte i laici impegnati nel canto liturgico, gli addetti al culto, i lettori e i ministri della comunione. È un po' il desiderio di rimettere al centro, ascoltando le parole del Vescovo, quella che è il senso più profondo della liturgia, cioè una partecipazione attiva di tutto il popolo, che però sia una partecipazione, come ci chiede il Concilio, consapevole e quindi che possa intuire, che possiamo insieme intuire un po' qual è la bellezza e la ricchezza della liturgia. E qual è l'importanza dei laici nel servizio durante la liturgia? Ma il Concilio Vaticano II ha rimesso un po' al centro la figura del laico nella figura dei ministeri,
ci sono diversi ministeri che possono essere svolti dai laici all'interno della liturgia, in particolare all'interno della celebrazione eucaristica domenicale, che è comunque uno dei momenti principali, e tutti questi ministeri chiedono un coinvolgimento pieno della persona umana e fanno sì, o almeno contribuiscono a far sì, che la celebrazione sia una celebrazione, potremmo dire così piena, potremmo dire completa, potremmo dire ben partecipata, e dove veramente il risorto, come dice il Concilio, è presente. Quindi l'apporto è fondamentale. Tante volte è difficile poter incrementare il numero di queste persone, bisogna partire dalla formazione e dalla conoscenza, come facciamo questa sera. Chiunque lo desidera può impegnarsi in uno di questi servizi liturgici, in particolare nella lettura. Tante persone che fanno parte dei cori parrocchiali già svolgono bene questo ministero, senza dimenticare che c'è anche il coro diocesano al quale chiunque può partecipare parlandone con il proprio parroco, come anche il corso per lettori. Quest'anno è stato fatto un corso proprio qui a Santa Margherita con un buon numero di persone di questo ambito. L'anno scorso è stato fatto in Val Graveglia, quest'anno è stato fatto anche a Cicagna. Si chiede ai parroci, e qui i laici devono essere un po' portavoce presso i parroci, di poter chiedere all'ufficio liturgico che organizzi, e organizziamo volentieri questi corsi per lettore a livello vicariale, perché possono coinvolgere un maggior numero di persone. Il ministro straordinario della comunione invece non si chiede da solo, ma è chiesto dal parroco, che intuisce un bisogno, una necessità, e li chiede alla diocesi. Quest'anno ne abbiamo formati 12 provenienti da varie zone della nostra diocesi. I prossimi anni, a seconda della richiesta dei parroci, saremo pronti a fare altrettanto. Qual è la bellezza del canto durante una celebrazione? Anche qui il Concilio ci ha detto che il canto non è un elemento in più rispetto alla celebrazione, ma il canto è parte integrante della celebrazione. Ogni celebrazione andrebbe svolta insieme grazie all'aiuto dei canti, perché i canti sono parte integrante della liturgia, della celebrazione e della preghiera. Quindi chi è cantore ha un compito delicatissimo e nello stesso tempo un compito che non aiuta solo gli altri, ma aiuta anche se stesso a sintonizzarsi con Cristo e a pregare. All'incontro hanno partecipato diversi laici impegnati nei vari servizi, fra cui quello del coro della Basilica di Santa Margherita. Siamo un po' altalenanti, però ecco, riusciamo a volte anche essere una quindicina, a volte anche 20, ed è formato da persone diverse, più giovani e meno giovani, che cercano di diffondere appunto il loro bagaglio di esperienza, sia canora musicale ma soprattutto liturgica e di preghiera, al servizio della comunità. Che importanza ha il canto nella celebrazione liturgica? Ecco, innanzitutto la funzione del canto è quella di pregare, ecco, non quella di fare delle esibizioni o altro, ecco, o un gusto estetico particolare, ecco, è proprio pregare e aiutare a pregare. In questo caso il coro appunto aiuta anche con una dose di competenza, di capacità, aiuta anche l'assemblea a pregare in maniera più grande, più ampia. Ecco. Avete degli appuntamenti fissi durante la settimana per preparare i canti? Diciamo che alcuni gruppi riescono a vedersi con più regolarità, soprattutto il gruppo dei più giovani, mentre riusciamo a vederci più sistematicamente in occasione delle solennità, quindi in occasione del Natale, della Pasqua e delle feste patronali. Ecco, lì si riesce appunto a lavorare con un pochino più di assiduità. È comunque un'esperienza bella di comunità, ecco, a prescindere dalla frequenza che riusciamo, e appunto alle volte si fa un po' fatica, però ecco, è una fatica ben ripagata. In occasione della visita pastorale, le persone impegnate nei cori dell'ambito hanno provato assieme per animare gli appuntamenti liturgici comunitari, in particolare per l'inizio e la conclusione della visita. E ci auguriamo appunto che anche attraverso l'esperienza della visita pastorale e anche dell'unione dei cori nelle parrocchie di Santa Margherita e nell'ambito tra San Michele e Portofino, che questo ci dia un pochino di carica e di energia anche per coinvolgere i più piccoli, soprattutto gli adolescenti, che a Santa Margherita hanno anche grandi capacità musicali. Ci sono ragazzi che hanno la formazione bandistica e quindi potrebbero essere appunto un buon investimento. Dici
Santa Margherita o Portofino e pensi al turismo, alla ricchezza, al benessere, eppure la crisi morde anche qui. Nonostante la popolazione sia in costante calo, i bisogni delle persone in difficoltà sono diventati più complessi. Ne sanno qualcosa le moltissime associazioni di volontariato e gli enti di carità legati alle parrocchie che hanno incontrato il vescovo a San Lorenzo della Costa nell'ambito della visita pastorale, un autentico patrimonio per la città che fa fronte attraverso molteplici iniziative soprattutto al bisogno primario, quello dell'accoglienza. Il centro d'ascolto offre innanzitutto l'ascolto, che comunque nella nostra società è molto importante, perché in generale non si è tanto più abituati ad ascoltare e quindi soltanto il fatto di sedersi e guardarsi negli occhi ed essere ascoltati ed ascoltare, perché è un arricchimento reciproco, non è solo chi viene e ha un bisogno che si arricchisce, ma noi stessi che facciamo il turno abbiamo la possibilità di crescere. Ecco, quindi la prima cosa è l'ascolto e poi si passa a un ascolto più particolareggiato che riguarda appunto i bisogni concreti, che possono essere il vestiario, che possono essere un aiuto economico a livello di, appunto, dicevamo, bollette, affitto, oppure per esempio molti senza tetto che gravitano sulla zona hanno la necessità di una doccia e quindi spesso vengono da noi proprio per avere questo servizio, un cambio e in questo modo possiamo anche indirizzarli a diverse opere caritative che insistono sul territorio. Il bisogno alimentare è sempre più evidente anche a Santa Margherita, dove la risposta arriva dalla mensa dei frati, dal banco di solidarietà e da Pane Nostro. La nostra associazione è nata dalla necessità di aiutare le persone bisognose, era nata parecchi anni fa nella parrocchia di San Siro per aiutare le persone senza fissa dimora che venivano tutte le mattine a prendere qualcosa per potersi sostentare. Poi da quello è diventata una cosa molto più importante perché abbiamo avuto la collaborazione di diversi negozi che tutte le sere ci consegnano l'invenduto e noi lo raccogliamo, ci sono diversi volontari che lo raccolgono e poi altri volontari alla mattina successiva lo distribuiscono alle persone senza tetto e anche alle famiglie che ne fanno richiesta. Da quanti volontari è composta la vostra associazione? Da una trentina di volontari, tra quelli che vanno a raccogliere gli alimentari e quelli che distribuiscono, quelli che operano dietro le quinte. Il centro di ascolto, nato oltre 30 anni fa sulla scorta dell'esperienza di Chiavari, negli ultimi anni ha allargato la propria attività ad un numero sempre crescente di persone. È nato perché si sono notate le necessità che il territorio presentava, che man mano diventavano sempre più pressanti a livello di primi bisogni come anche soltanto il cibo. Mano a mano si sono sempre di più, come dire, sono diventati sempre di più i bisogni a cui si doveva rispondere. Come opera la vostra associazione e da quanti volontari è composta? Allora, siamo circa una quindicina e il centro d'ascolto a Santa Margherita è aperto 5 giorni, il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato, alternativamente la mattina e al pomeriggio. Siamo appunto una quindicina che turniamo su questi giorni. Al centro d'ascolto si rivolgono soprattutto appunto chi ha bisogno e si rivolge soprattutto a persone bisognose del territorio, sia che siano senza tetto che insistono soprattutto sulla nostra zona, che proprio famiglie, perché ultimamente diciamo che l'urgenza è cresciuta molto per quanto riguarda il bisogno delle famiglie, non so, l'affitto piuttosto che le bollette, proprio per una situazione che a livello nazionale insomma si è andata complicando. Quindi arriviamo ad aiutare in questo
questo senso. E cosa molto positiva che negli ultimi anni si è stretto molto di più la collaborazione con i servizi sociali, e quindi questo è molto importante per arrivare a rispondere in maniera completa anche a dei bisogni concreti. Ecco. Quindi c'è sempre più bisogno del vostro operato nella società anche di Santa Margherita? Direi proprio di sì, c'è sempre più bisogno a più livelli, ecco, e come si diceva anche prima, mentre magari all'inizio era più una questione di povertà, appunto, di senza tetto, di persone che non avevano un'abitazione, così adesso si sta molto allargando il bisogno alle famiglie, proprio per la perdita del lavoro, per magari anche separazioni dolorose, insomma. Ecco, si sta allargando, ecco, la richiesta in tanti sensi. Come dicevamo, sono queste le battute conclusive della visita pastorale di Monsignor Alberto Tanasini alle parrocchie dell'ambito di Santa Margherita, San Michele e Portofino. Sabato mattina alle 9:30 il Vescovo celebrerà l'Eucarestia nei locali della Casa di Riposo Pellerano Rainusso a Santa Margherita Ligure. Poi si sposterà nella zona della Cervara per benedire l'inaugurazione della nuova strada che, come sapete, è stata ricostruita a poco più di 5 mesi dalla mareggiata. Domenica mattina l'appuntamento conclusivo della visita pastorale con la Santa Messa delle 10:30 che sarà celebrata nella Basilica di Santa Margherita, e sarà il momento conclusivo della visita pastorale e sarà aperta a tutte e 7 le parrocchie dell'ambito. Nella mattinata di domenica non sarà celebrata altra messa in queste parrocchie, eccezione fatta per la messa delle 8 del mattino nella parrocchia di San Siro. Monsignor Alberto Tanasini sabato pomeriggio sarà invece a Chiavari per celebrare la Santa Messa in occasione del 90° anniversario di fondazione dell'Unitalsi, che vivrà un momento di festa speciale proprio in occasione di questo compleanno. Alle 15:30 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede nei locali di Corso Assarotti e poi, come detto, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo alle 16 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.